Avvia la quinta corsa dall'Arcoveggio, un miglio che vede al via 9 concorrenti: Dorieux, Ellero, Back on Top, campione RAL Eloigio Francis, Zolaki in prima fila e Tigar, Excelsior e Belgnaro Lussi in seconda. I favori sono in chiusura per Back on Top, numero 2 Giuseppe De Filippis. Numero 3, scusate, Giuseppe De Filippis, macchina intanto che accelera e lascia andare i concorrenti veloci, Eloigio Francis e Zolaki. Eloigio Francis in breve al comando. In seconda posizione c'è Back on Top, Zolaki insiste all'esterno, più indietro Dorieux. Al comando velocissimo Eloigio Francis con un parziale in 13,9. Rimane quindi all'esterno Zolaki che prova comunque a portarsi sul leader, ma l'andatura è piuttosto sostenuta, addirittura 28,5. E a contatto si mantiene Back on Top. Tanto completamento dei primi 600 metri di gara. In terza posizione c'è campione RAL davanti a Dorieux. Datura quindi 43,9 per i 600, come detto 600 molto svelti. Al largo c'è anche Dorieux che è spostato, mentre in terza ruota cerca di risalire Etigar. In vantaggio Eloigio Francis quando siamo agli 859,2, ora a metà della penultima curva. Lungo ancora il leader. All'esterno ha problemi intanto. Numero 7, Edgar squalificato. Etigar, calato Zolaki. E in seconda posizione sempre Back on Top. Cavalli a 400 dall'arrivo. Parziale ora in 15,2. Sposta Back on Top, va su Eloigio Francis. Avanza anche Ellero. Poi lungo la corda campione RAL. Retta d'arrivo con Back on Top che è passato in vantaggio. Back on Top che nel finale viene a concludere staccando. Secondo posto per Ellero, mentre al terzo finisce il numero 4, campione RAL. 1:14,6, 30 a chiudere e Back on Top dà seguito all'ultima bella prestazione, vince davvero nettamente correndo dietro motori. Questa volta vittoria nettissima per Back on Top Giuseppe De Filippis in sediolo. Lo stesso Giuseppe De Filippis al training per conto della scuderia Levante Horses.